C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. I 12 imputati per la sparatoria in via Carducci dello scorso settembre hanno patteggiato la pena. Le due persone accusate di tentativo di omicidio legate alla famiglia Islami sono state condannate a 4 anni, 8 mesi e 15 giorni, altre 10 invece, accusate soltanto di lesioni gravi, sono state inflitte pene che variano da 2 anni a 4 mesi a 2 anni e 6 mesi. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste, generale di brigata Michele Pallini, hanno firmato oggi alla Torre dei Lloyd un protocollo d'intesa valido fino a fine 2026 per aumentare la collaborazione per garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del collegamento del Piano Nazionale Complementare. Il 2022 sarà molto probabilmente l'anno in cui il Friuli Venezia Giulia si attesterà al primo posto in Italia per il recupero della quota di turisti persi durante il periodo della pandemia, facendo tornare così il movimento ai livelli del 2019, che era stato l'anno dei record. E questo è il concetto principale espresso dal governatore della regione Friuli Venezia Giulia alla Borsa Internazionale del Turismo, in corso di svolgimento a Milano. Sono stati molti gli argomenti al centro dell'incontro organizzato da Confesercenti Friuli Venezia Giulia nella sala riunioni di grado impianti turistici SPA in via Ledante Alighieri 72. La conferenza ha visto sedere al tavolo dei relatori Marco Zoratti, vicepresidente regionale dell'associazione di categoria, la direttrice di Confesercenti Udine, Giorgia Alfarè, e il consulente Stefano Zuliani, che hanno illustrato i possibili contributi i cui potranno beneficiare albergatori, ristoratori e baristi. L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sulla stagione estiva ormai alle porte. Le aspettative sono buone, con l'auspicio che dall'est arrivino notizie di pace, oltre ai consueti turisti provenienti dalla regione e dall'Italia. Ci sarà senz'altro un'importante presenza austriaca. E chiudiamo qui questa edizione live, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net e sulle pagine a noi collegate. Grazie ancora e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.